Stessa primavera formata proprio de Adambo è una costa con stessa primavera. Proprio de A nome dell'Associazione Turistica Proloco Seneghe, ma ritengo sia un sentimento condiviso da tutta la comunità seneghese, esprimo viva soddisfazione per la possibilità di ricordare con un progetto che siamo riusciti a realizzare grazie a un contributo della Fondazione Sardegna, che ricordi il nostro compaesano, illustre compaesano Boriche Dudrugu. Una persona che ho avuto modo di conoscere anche a livello personale, quindi di apprezzarlo sia come persona, quindi una persona pacata, calma, ma anche spiritosa, brillante, intelligente, ma anche come artista che ha saputo interpretare magistralmente quella che è la nostra tradizione e i nostri canti tradizionali, appunto. Vai avere una mamma e sta allattata, non manco chi la è fatta apposta. Ingannosa benedizione, commenti primogenita di ti, potrai che prologare sole se, sovrapio mare Giacobbe de suvrare versighi, a una te lo regno sti scappato, vivendo che te raccolore si, lo solo peo c'è scapitato, settano de gratis a sedi, vorrà che la gazesti innamora, la sapisa brullato però ingania, che invece terra che la tendalia, mi colgi che be passa Antarca, che su monarca Davide ballato, si spinge per sapere su monarca, e ora siamo stati su una ghina alla manca di su dell'ite sulle cado quanto veio andare se cercato e una la sapeva incontrare Quello che comunemente chiamiamo cantaquattro è una delle espressioni più affascinanti della musica sarda di tradizione orale. Si tratta di una forma di polifonia vocale diffusa in una vasta area della Sardegna centrale e settentrionale. E una delle cose che a me ha sempre più affascinato è il fatto che, se noi osserviamo le regole che governano questa
pratica musicale di tradizione orale e gli aspetti stilistici, troviamo un sistema di scatole cinesi, cioè ci sono delle regole generali che valgono in tutti i paesi in cui si canta in questa maniera. Il fatto che si debba cantare in 4 persone, che i cantori siano ancora oggi debbano essere necessariamente degli uomini, il fatto che all'interno del quartetto ci sia una voce che funge da leader, che è il solista, è colui che intona il canto e poi gli altri 3 si aggiungeranno a lui, il fatto che quelle parti non debbano essere raddoppiate, cioè 4 voci, 4 cantori eseguono contemporaneamente 4 parti musicali, e questo aspetto vale per tutti. La cosa interessante però appunto che poi esistono degli stili locali, degli stili di paese che vengono chiamati modas normalmente, e poi degli stili individuali, sudraggio, sudrazzo, a seconda del paese. Ora, sa moda de Seneghe, lo stile musicale di Seneghe è ben riconoscibile. Borichello è stato un grandissimo esponente di questa moda e noi riconosciamo la moda di Seneghe per aspetti che sono extramusicali, per esempio le occasioni in cui si canta. A Seneghe è ancora abitudine cantare al suono del suo contratto il martedì sera, il martedì grasso durante i carnevali, oppure proprio per aspetti stilistici, per il suono delle voci gutturali molto chiuse, per il modo in cui viene trattato il testo, per i movimenti melodici. Borichello in questo è stato maestro. Borichello è sempre stata una voce subito super riconoscibile, non solo dai seneghesi ma da tutti gli appassionati di canto a 4, bastava veramente mezzo secondo della sua voce per capire che fosse lui, e ha proprio lasciato il segno, cioè è uno di quei casi interessanti in cui lo stile del singolo a un certo punto viene incorporato all'interno dello stile del paese, per cui certamente una figura fondamentale. La tipicità del canto a contratto seneghese rappresenta sicuramente una caratteristica identitaria della nostra comunità. Infatti fin dai tempi più lontani abbiamo avuto degli esponenti, dei cantori che appunto hanno saputo esprimere al meglio quella che era la tipicità di questo canto, appunto mi ripeto, ma persone che comunque hanno col loro modo di cantare ma anche col loro nome dato il nome appunto al contratto nel quale cantavano. Ricordo per esempio il contratto di Bullitta, il contratto di Riccardo Dola, di Buseddu, eccetera. Il canto di Seneghe, il contratto di Seneghe ha un suo particolare stile, cioè ha degli elementi veramente unici nel quadro della polifonia di tradizione orale della Sardegna. Lo si riconosce semplicemente e immediatamente, insomma. E tra gli aspetti più caratterizzanti c'è senz'altro la firma del canto. In tutte le pratiche di tradizione orale il cantore non è un semplice ripetitore di musiche che ha imparato a memoria e che ripete a memoria. Il cantore è qualcuno che è un musicista, un interprete che ha imparato delle cose e le personalizza ad ogni performance. Il vero maestro è quello che si sa riconoscere tra i diversi cantori di una tradizione locale. Borichello era immediatamente riconoscibile per il suo tratto, per il suo modo di cantare, per la qualità della sua voce, il timbro, il colore che riusciva a ottenere nel suo canto, la dolcezza del suono, anche del suono delle parole. Insomma, una delle cose che mi colpiva particolarmente era il modo di trasportare, insomma, di prendere le note di quello che tecnicamente si chiama glissando, un glissando iniziale che insomma in questo Borichello era sicuramente un grande maestro, un grande interprete. A mese aprile non fiori rosso, colorita che tu è attraente, ambari meridente, ambari meridente, ambari meridente, guarda che si manca non c'è tempo, con sorrisetto sposa e mirata, ambari meridente, ambari meridente, ambari meridente, e te bellezza in grado solerà, e tu e non le alta di luna, se da l'antica nera bella, ambari meridente, penso soffiore sembrerà, le belle aurore di saluna, la dove sei ancora di bella, ambari meridente, ambari meridente, ambari meridente, e
questa persona lunga steste e in canto di fisi noi io giù questa persona che sta lunga se spanna se non è sposa ambari mi ride ambari mi ride ambari mi ride e noi io giù che se in canto di fisi ma sarò di gola pesa ambari mi ride ambari mi ride penso Sofia sembra bella saudade esa luna la veo bella sesa ancora ambari mi ride ambari mi ride ambari mi ride sa sardina che cade dentro tomba che vanno a incontrare la tutti che cade dentro tu sa sardina i splaghi de fena mare ambari mi ride ambari mi ride ambari mi ride e vanno tanto dingo di incontrare senza tornare superiore ambari mi ride ambari mi ride ambari mi ride penso Sofia ora sembra bello saudade di saluna ma vi un bella luce se ancora ambari mi ride ambari mi ride ambari mi ride Sono Massimo Trogu, il nipote di Boricheddu Trogu, figlio del fratello di Boricheddu, Gianni Trogu. Sono stato allevato da Boricheddu e da sua moglie Rosaria, come si dice in paese, come fille anima, nel senso che dall'età di 1 anno, per vari motivi familiari, sono capitato a vivere con Boricheddu e Rosaria e poi da loro non me ne sono mai andato, quindi mi hanno cresciuto come un vero e proprio figlio. Crescendo con Boricheddu posso dire questo, che ho sempre notato in lui una figura che era assolutamente paterna nei miei confronti, ma anche una figura molto amichevole, che mi dava mi ha dato sempre una sicurezza anche a livello di vita, con degli insegnamenti che vanno oltre quelli che possono essere i meri insegnamenti paterni, ma anche proprio sullo stare al mondo, sul rapportarsi con gli altri, sul fatto di avere empatia con le altre persone, sul fatto di essere curiosi, di non avere pregiudizi. Sappiamo anche che appunto Boricheddu, essendo un cantore a tenore, aveva a che fare con una varietà di tipologia di ambienti che sono quello sardo e posso dire senza nessun tipo di malizia o cattiveria che spesso alcune volte l'essere sardi e cantare a tenore in alcuni frangenti viene visto con una certa difficoltà, soprattutto rispetto alla zona in cui vieni. Boricheddu mi raccontava per esempio che per far sì che il tenore di Seneghe fosse apprezzato e riconosciuto dai tenori barbaricini, quando ancora lui non era pesadoe ma cantava con Bullita per esempio, mi raccontava di aneddoti in cui quando si andava in Barbagia c'era una certa diffidenza verso i tenores di Seneghe. Poi Boricheddu appunto con la sua capacità anche comunicativa e anche le sue, penso che siano riconosciute da tutti, forti doti canore a livello proprio di canto a tenore sardo, si è fatto voler bene, si è fatto apprezzare soprattutto come artista. Abade una vischina abide cherfo di abbassa ora fresca e cristallina
sky cristallina. È un onore per me poter ammentare Boricheddu Drogu, uno dei suoi cantatori il mannos, ma non pezzi de Seneghe, uno dei suoi cantatori il mannos de sa Sardegna, uno de cuddos che si sono pesados in cuddos annos quando tutto fidi punnende a carragliare sa tradizione nostra. E isse è il de cuddos pagos che hanno manteso, che hanno fin al gherrato può mantenere su cantico a contratto in Seneghe. Quando arreionammo in Seneghe de contratto, de sas cantadas, hanno bene a intendere arreionare de Boricheddu Drogu. Tutto de faeddana commente nammus chi este un mito seneghesu. E de tutto su resta sa Sardegna commente vianende. Boricheddu fu un cantatore adatto a tutte le occasioni del suo cantico. Poteva cantare che suoi scompanzos, che in amigos in Seneghe, in un magazzino, in una rebotta, in un zilleri. Cantaia che in tutto fu disponibile a cantare che in tutto. Cantaia di suo carrasegare, che su su luogo separato, quando si balla in Seneghe per su carrasegare, si vede uno dei suoi cantatori che hanno manteso questa bella tradizione del suo ballo cantato per su carrasegare seneghese. Stata accompagnata la prima volta a cantare a tre nuragas. Quindi sarà che per bello che tengo è che a comprendere la passione che tenevo, su isso io appena finito di cantare con i suoi compagni suoi e quindi tenia gana insomma di biede su canto di Seneghe portare innanzi insomma di attire. Dopo cominciare a cantare dove zocchetto, bida eccetera, mi è sempre piaciuto a cantare. Quando Boricheddu poi ha fatto il suo contratto nuovo che si può distazzato quanto è Maria, a cliccare a Mimmi, a Piero e ho cominciato a cantare. È stata veramente una cosa veramente bella, ma ricordo con preghiere, con un desiderio umano insomma di Boricheddu. E dico che sono cantante brusco sul compagno suo e dopo una Boricheddu. Se tu devi preghiere, io tengo un contratto che era cantare, io mi canto per motivo di studio, però mi vai a preghiere, se tu andassi a cantare con isso. Ad accettato questa cosa con preghiere e quindi sono anni che ci ho mancato io, adesso 84 a 88, praticamente a cantare isso come te pensato. Quando io sono rientrato in 88, che poi venire all'università, mi sono cogliato, sono rientrato sul gruppo e andai a cantare in Kimbi con due spesatori, isso ed io,
e sattero su un tratto che fu composto da Gian Pietro Contra, a Fardemmeo, Enzo Lotta Bassu e Demetrio Laconi, con nome come Saughe. Come ricordo, dopo cantavo circa 20 anni. Insomma, è stata veramente una cosa che non mi ha dimenticato mai, è stato un ricordo troppo bello. Io, insomma, quando cantavo su Foras, per esempio, in Carinchi Serata, dopo Saghen, dopo fatto su un concerto, una rauso, sapeva una bella pizzina e si arriva subito su canto, è bella che c'è canto Magrada. E quindi può apprezzare a questa femmina canti a questa cosa. Canta soso ior mio, sei graziosa, e te bella canta soso ior mio, sei graziosa. A mese aprile non fiori rosa, colorita che tu è attraente, ambari in merito, ambari in merito, ambari in merito, tu è paga amante o serpente, questo recitto sto mirare, ambari in merito, ambari in merito, ambari in merito, e te bellezza in grado solerà, e tu non le antarate una vera antica nera, ambari in merito, ambari in merito, quando so fiore sembra è bella saurore di saluna ma non è ancora più bella ambari in merito ambari in merito ambari in merito e se ne sono a lungo scheriste e cattucisi noi giù e se ne sono che stanno a lungo se spanna a noi ambari in merito ambari in merito ambari in merito ambari in merito e noi giù che se cantano le teso lasciano di colpe ambari in merito ambari in merito ambari in merito ambari in merito verso soffiore si verrà e bella saurore di saluna ma più bella se la correrà ambari in merito ambari in merito ambari in merito quando cantavo con isso fu di una cosa che ne sia di questo suono, fu di un suono unico, bellissimo. Io mi ricordo veramente, veramente, devo tornare con preghiere. È stata una cosa veramente bella, che in questo senso manca da tornare. Tenia una maniera di cantare che fu sempre nuova. Quando intendias una cantata di Boricheddu, abbarraia sempre spantato che non ripetia mai la stessa cantata. Non naro sa poesia che sa cantone gli schimmus che la potremmo cantare un montone di voltas, ma è sa maniera della cantare, che vi sempre differente, sempre nuova, sempre fresca. Isse questa poesia l'intendia dentro, la comprendia, davvero un grande esperto di poesia. Conoscia sos poetas seneghesos innanti il dedotto, ma tutta la poesia sarda tenia una retentiva manna e qualità di interpretazione de guddas che quando ne faidammus nammunollu, no? Tutto canto sos cantatores a tenore, cussa e su chi diamo il desizzare po tutto noi e po tutto sos cantatores, cussa qualità che isse tenia naturale. So che de Boricheddu promene geolapo attribuita assumensus cantatores de sos cantos culturales. Scherzo paragonare,
sella mi fa candeliare si non querias amare, non ti essere fatta bella cena querias amare, non te Penso che sul merito per me sua sia di trasmettere questa passione per questo canto nostro e sia noi si canta a cantare e si spesante vince una bella cria di pizzoccaglia che ste imparando a cantare che narra che ha seminato bene, quindi noi si è ricordato questa memoria sua, portato innanzi questa tradizione, cercando di rappresentare sempre con il mezzo modo possibile la storia e la tradizione di questa comunità nostra. Sono giovani che venuti in Seneca, dove sono 90% hanno imparato a cantare tutto di isso. Tutto. Intorno ai 14 anni, con un mio gruppo di amici e mio fratello, ci incontravamo assieme in piazza di Santa Maria, in piazza della chiesa della parrocchia di Seneca, e iniziavamo a cantare. Cantavamo seguendo appunto le linee vocali melodiche di un video trovato su YouTube di Su Contratto Seneghese. La voce di quel video era Borichedo Drogo. Quando in prima vera istesi ed esa mia bella età Ite bella chi se scantu ma grata scanta su gioior mio ser graziosa. Ite bella chi se scantu mia grata canta su gioior mio. E Borichedo fi di finza su nomine del spettacolo. Quando al saia da parco fi mere de su pubblico, con no schia diretto su pubblico tenia da innantis e li schia a trattare. E quando canta io da sa cantata sua fi di interpretazione teatrale. Poteva cantare leppiu, poteva cantare a forte e poteva da proprio recitare quasi.
teatralmente esa poesia, esa gente abbarraiata assustata. E pocusso ha girato, belle tottus al Biddal de Sardegna, attende su cantu seneghesu, bidda poidda in tottus al festa sardas. Su che ho imparato di isso è a barra in su barco, ma non come figura fisica di un'esibizione e basta. No, in su barco tocca a foedare con sa gente, a scrivere, a recitare una poesia, contare che aneddoto e conto su questa comunità nostra, commente sul ballo de Sene che è differente dessa satira vita dessa Sardegna e questo è un patrimonio di diversità che non si può negare a tenere. E poi a condividere con sus promannos pensadores de Sardegna, con Farde Spira de Orgosolo, con zio Daniele Cossello de Bitti, con Pedro Lunano de Lodè, con Armando Piras de Nuoro, quindi con sommannos che hanno portato innanzi e hanno fatto conoscere a sul mondo questa tradizione e che in su 2015 finalmente l'UNESCO si è riconosciuto come patrimonio immateriale. Con Boricheddu per cominciare a cantare in su 64 in Castello. Poi continuavo per 20 anni, sono stato sempre amigos, una persona meda brava, meda onesta e poi meda diffusa sui canti del sardo. Amico di sono giovane, sempre cliccato di imparare a tutti, sono giovane in Seneca, a cantare con tutti, non è stato mai, sempre una persona onesta e brava. Quindi posso fare solo bene e ho imparato meglio cose di isso e tutto. Io cantavo in diverse vite, sono andato con il gruppo folcloristico, ho cantato meglio, è sempre d'accordo. In Boricheddu noi siamo connoti più di chi vanno facchete. Mi pare che siamo stati scaramati a cantare in Oliana. Boricheddu Trogu è un cantatore a tenore e mi piace a me cantare in questo modo il soro, non è facile, è meno difficile cantare in questo modo. E lo sappo sempre ascoltare in piacere, sono bravissimi. Sia adesso o sia su tenore. Bello tenore, mi sempre spiaghi meda. E su Pau nos incontravamo, e sa sesta, andiamo sempre, narrau bene, si merita bene. Boricheddu è gazzonare. Quando si è presentato in suo barco, la prima cosa che via dovuto presentare su come te via disso, non manca io a favela, è cominciato a legare e poi fu simpatico, una cosa che atterraria sa gente. Dopo questo si cantava, eccetera. E mi ha ricordato vincere un'altra cosa. Si è capitata in due baracche, in due feste, no? E ho calincato in una, dai che cantavo su un studentino, e io, no, questa cosa che era disizzata. E quindi questo mi viene da ridere, perché narca, se uno si che intende cantando, si deve domandare, non fia un noi che deve narrare, insomma. E niente, mi ricordo questa cosa che mi va veramente braghere. Boricheddu è unico, te lo suonare. Come però che rimozzi baracco? No, scusa, sta tu faccio, ma come tu pezzi stai? Ma con me è una cosa tragica, va bene. È capitato spesso di andare anche con i tenores, accompagnarli in Barbagia ed era incredibile come l'affetto delle persone che venivano a vedere Boricheddu, soprattutto nei dopo concerti, capitava spesso che si riunissero i vari tenores e magari cantava Boricheddu con il basso di Orgosolo e così via, quindi c'era una specie di mix di vari componenti, di vari tenores e tutti si avvicinavano da Bo per chiedergli, molti ragazzi giovani e anche ragazzini, per chiedergli di fare Ziu Barracu, per esempio, che era diventata una canzone quasi per lui iconica.
Questo diciamo per quanto riguarda la parte per me che ho conosciuto come tenores, il fatto che venissero tutti a casa a cantare sempre in cantina da noi, e quindi c'era questa specie di rito dove non solo si cantava ma chiaramente poi si parlava anche dei problemi della vita, era per così dire, non era solo l'occasione di cantare, era anche qualcosa che andava oltre, quindi il creare legami veri e propri di un'amicizia che poi sarebbe durata fino alla fine, nel senso che tutti quelli che hanno poi cantato con Boriccheddu gli sono rimasti affezionatissimi. Quando provai fu veramente una cosa di spanto, non solo cantare ma sempre meglio per fare questa cosa. Poi anche barzelletta, fu finita barzallettieri, io sono arrediata come me da proprio veramente contento di cantare e di avere con questi amici che in questo momento viviamo noi. Lenta zona sa campana Cristo de morte no ispiru lenta Sona de danza un giro, una chitarra profana. Una chitarra profana, Non me da l'ischini, ma Boriccheddu vede un grande cantatore a chitarra pure. Schi a cantare a vero a chitarra. Di una melodia antica, di cui da scantata che come non si intende in pruso, con la maniera essa narraia a sa moda de Ciccheddu Mannoni, li vi piaghi a cantare chinisse. Fide appassionato di Ciccheddu Mannoni. Ma ricordo che quando andavo a cantare e fai Biazzo Longoso in macchina, o guidai adesso o Deo, se guidai o Deo, io cominciato a cantare, soprattutto quando viaggio rientrante, poi non si dormite, insomma. E mi ricordo che imitava questo Ciccheddu Mannoni, un cantatore di chitarra, che Deo non sei esperto di chitarra, però insomma. Io ho veramente un bel ricordo di Boriccheddu, un ricordo come persona straordinaria, un ricordo come esperto, come grande maestro del canto a quattro di tradizione orale. Sono tante le cose che mi ha insegnato, che mi ha raccontato, tante le indicazioni che mi ha dato da seguire per le mie ricerche, e di questo veramente io sono eternamente grato.
Quello che mi colpiva di Boricheddu era la sua grande competenza come conoscitore delle musiche di tradizione orale. Non soltanto conosceva ovviamente la tradizione seneghese, di cui era un maestro indiscusso, ma conosceva molto bene le altre pratiche musicali del Montiferro e in generale il cantare a quattro in Sardegna, tenore, concordo, così come vogliamo chiamarlo. A sos tempos che la connoto io, Boricheddu, iti veramente sa persone de ammirare, de naire uno concetto sereno, uno concetto decente, competente che conosciata Boricheddu, sa sente restaiata tutto quanto si può narrare a bocca aperta di ciò che capace ed è anche il Boricheddu. Ricordo il carisma di quest'uomo. Io quando ero giovane ho iniziato insomma a occuparmi di etnomusicologia, a fare le prime ricerche, chiesi un'intervista a Boricheddu, mi ricordo che andai a trovarlo a casa sua a Sarchittu e io volevo parlare di canto e lui il giorno voleva parlare di olio e io fui assolutamente sovrastato dal carisma e delle capacità retoriche di quest'uomo che quel giorno non mi voleva parlare di contratto, non mi voleva parlare di balleganti, ma mi ha raccontato tutto sull'olio di Sene, che per me è stata un'esperienza molto formativa ma che mi ha appunto permesso anche di stringere un rapporto umano e di apprezzare la grandezza di questo uomo e di questo cantore. Le persone che ci hanno aiutato tanto nel creare appunto il nostro gruppo, il nostro contratto, Santa Maria de San Rosa, sono state tante e ci hanno sempre tutti parlato tanto di Boricheddu Drogu, della sua eredità, di quello che ha lasciato a noi e quello che lascerà anche alle altre persone che verranno. È stato un esempio per tutta la comunità di Seneghe e per il canto a tenore in generale. L'ambiente di Boricheddu è veramente bello, io sono un personaggio all'irgo, disponibile e mi dà contento con tutto, si presta veramente con tutto. Quello che Boricheddu ha fatto per la comunità di Senega è sicuramente degno di nota, perché è un qualcosa in più. Se prima il canto tipico seneghese era circoscritto alla nostra comunità e quindi ai momenti particolari, per esempio il carnevale durante i balli in piazza, so ballo dei Zoziu, so stundi d'orzo, delle feste in genere, Boricheddu è riuscito a esportare il canto a contrattu a livello regionale, nazionale ma anche internazionale. Io per esempio ricordo di aver partecipato con Boricheddu ad una manifestazione per un festival in Russia. Io avevo l'abito del costume di Seneghe, quindi ricordo che siamo andati anche in Russia. Quindi quello che lui ha fatto possiamo considerarlo quasi un apripista, nel senso che ha capito l'importanza dei tempi, sfruttare soprattutto quella che era l'opportunità offerta dai mass media, in modo particolare la televisione. Ci sono state tantissime puntate di Sardegna Canta in cui era presente il coro di Boricheddu, ma anche la partecipazione a feste importanti in tutta la Sardegna come Cagliari, Sassari, Nuoro, eccetera. E quindi cogliere, capire l'opportunità che il canto a contratto seneghese, oltre a qualcosa di intimo alla nostra comunità, poteva essere un qualcosa di più, quindi farlo conoscere ai più. Boricheddu oltretutto, nel senso era molto dentro la vita del paese, ma da sempre, sin da ragazzo chiaramente. Anche il fatto che per esempio durante il carnevale comunque i tenores cantano sempre durante i balli in piazza e quindi Boricheddu era assolutamente dentro queste cose. Poi come diciamo gli piaceva moltissimo stare all'aria aperta, quindi si andava in vigna, si andava a seguire gli oliveti, si andava in campagna a fare passeggiate. Io spessissimo sono andato con una Boricheddu a cercare funghi, asparagi. Diciamo che queste occasioni erano sempre occasioni dove Boricheddu mi raccontava della sua infanzia, mi raccontava del periodo della guerra, di suo padre, del fatto che loro da ragazzini dormivano nei nuraghi e del fatto che spesso Boricheddu quando dormivano nei nuraghi insieme agli altri pastori, quindi lui da bambino, perché chiaramente andavano da ragazzini, da bambini alle pecore, si addormentava sempre dietro la schiena di suo padre. Una cosa che lo faceva addormentare era proprio il fatto che nonno Trogu fumasse su zigarro, quindi il sigaro.
e l'odore del sigaro e il chiacchiericcio di tutti i pastori all'interno del nuraghe gli facevano, come per così dire, lo facevano sentire in una situazione tranquilla in cui poteva poi chiudere gli occhi, anche perché spesso veniva poi lasciato solo perché chiaramente il nonno aveva necessità di tornare in paese e Boricheddu rimaneva poi da solo in campagna. Quindi diciamo che Boricheddu ha unito tutta questa esperienza legata anche alla vita agropastorale, al fatto poi anche di aver studiato e questo connubio non gli ha fatto mai dimenticare le sue radici, semplicemente ha arricchito un percorso di vita grazie agli studi intrapresi poi che l'hanno proprio portato poi ad avere una passione legata anche alla lingua sarda, alle poesie, alla ricerca anche di quello che è il canto a tenore. E questo diciamo è per quanto riguarda la parte di Boricheddu come poeta, se possiamo chiamarlo un poeta, o comunque come ricercatore forse. Se ne gindu una fertile collina a perde Monteverru è scollocata. Se ne gindu a perde Monteverru de abbondante sorgente se adornada de abbavura brisca e cristallina. Barimbiridela e domba, barimbiridela e domba, barimbiridela e domba, e dai sull'inferno da marina, quando sta 300 metri di strada. Barimbiridela e domba, barimbiridela e domba, barimbiridela e domba, mai considera che se la cara della domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, riposa sotto sua maestosa, la cosa bella crisi amatore, le figlie del sudore, fedore, la mamma ancora vera melosa, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, soffitta sto religiosa, lo tratto nella studiosa allora, che aveste una rarissima virtude, se è protetta Dio non tomba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, se ne che forse pure non vi sia, la dica che te non lo sono invento, vi zolterrare un merito se stendo, che non è nare non smoda, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, lo scanavato non risateneo, e sta soglia al teso d'arlamento, sta gente che arriva dai Dio, onora una città non tomba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, se ne che se si paghi non si zero, l'amico dai sudi sa cancrena, pizzol de accudine nasi pena, e solo lei nati ne vestira, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rivolgono gentile pensiero, a sto scanegli gradi in terra antena, se lo sparte con l'inda la dia, di tetra se profonda galleria, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, tutta se stua stupida sul via, se chi sono sto solo a pensare, prosigue in campagna a trascurare, se somma stua mano non mi dia, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, e un de orgoglio sul via, verso chi manda sai studiare, che si conquista e fama se onora, e antonante con l'olio e l'ombra, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba, rimmeridella e domba.
Le passioni di Boricheddu chiaramente andavano oltre il cantatenore e erano legate proprio anche alla vita del paese, alla vita intesa come rurale, quindi avere una vigna, avere degli oliveti. Infatti Boricheddu andava costantemente in vigna, faceva il suo vino che portava veramente dovunque andasse, dalla Svizzera alla Russia non poteva mai mancare un fiasco di vino portato clandestinamente dentro le valigie. Perché era proprio una questione di onore, nel senso che poi succedeva, mi ricordo quando andarono in Russia con i tenores di Nioneli, se non sbaglio, che tutti si erano portati dietro comunque il proprio vino, perché poi nelle situazioni come si dice, più informali si mangiava tutti insieme e tutti facevano assaggiare il proprio vino, quindi Boricheddu si portava sempre un fiasco del suo vino appresso. Stessa cosa per l'olio, nel senso, per così dire, diciamo che la normalità in paese comunque era assolutamente fare l'olio e fare il vino, ma non solo per Boricheddu, per la stragrande maggioranza dei paesani, dei seneghesi, questo era quello che si faceva. E quindi diciamo che le giornate di Boricheddu dopo il lavoro erano comunque scandite dal seguire il vino, da pensare agli oliveti e soprattutto chiaramente dal cantatenore che comunque occupava la maggior parte dei suoi pensieri. E durante queste prove, poi, che cantavo su ogni guida in domo sua, in suo magazzino sua, avevo sempre sulla bottiglia su io, e non devo mancare, e una rama, ma come te sto cantando, non sai proprio fare. E tutto ora, dopo di essere tutto, quando guardavamo noi su loro attuale in Arauso. Perché è morto su 3 de Treulas adesso 2019. Purtroppo fu in periodo di questa pestilenzia del Covid, quindi s'intero noi stessi partecipavamo a Meda, ma a Meda si è venuto a Santa Telefonao, hanno fatto tanto telegramma a sua famiglia, e su giornali pure hanno poi dato, insomma, del suo aspetto e della sua importanza della cultura del Senegal che si ha trasmesso con suo canto a contratto, narravo noi, insomma, con suo canto tenore. E io stento la fortuna di fare tanto viaggio spari, si vince a Sestero, su contratto, insomma, si è distinto sia per serietà che per bellezza di esibizione, contatto con tanto circolo di sardos e manifestazioni importanti del festival internazionale. Quindi noi seguiamo su contratto in sa memoria su Aburu, sicuramente con su chi sa da trasmettere e cercare, insomma, di portare innanzi su questa tradizione. Poi sicuramente da portare innanzi l'ultimo contratto che si ha seguito prima di ritirare in domo e quindi in Senegal teniamo due rappresentanze che portano innanzi questa tradizione, che è sconnotta, insomma, in Sardegna e fuori da Sardegna pure. Ma ricordo l'ultima cosa, forse devo tornare da qua, però mi viene in mente come quando si andava fuori in Cresia, poi a messa sua, noi cantavamo sotto la trista, voglio salutare, insomma, è stata una cosa sentita, mera bella. Sul merito umano chiedendo di attribuire a Issu est che ha fatto conoscere su canto de Senegal sia in Sardegna che fuori da Sardegna. A noi pro loco quindi appariva opportuno e doveroso dare il giusto riconoscimento a Boricheddu che col suo impegno ha dato lustro alla nostra comunità. E quando Boricheddu nos ha lasciato, innanzi che è il malaidato, e poi quando nos ha lasciato per sempre, abbiamo perduto non pezzino cantatore, ma abbiamo perduto un uomo uno. Noi adesso sozzi tenore l'abbiamo sconnotta a Beru, in tutti i saboi che abbiamo fatto. Un uomo, un uomo di cabale. Uno di quelli che potremmo narrare da Beru come teniamo in sardo, un uomo. Abbiamo perduto un uomo. Essa è la verità. Per tutti i sardi, abbiamo perduto un amico. E te bella che sei scantuma grada, cazzo soy ormiglio, sei graziosa, e ambare merida, ambare merida, ambare merida, abbracciare non fiori rosa, colorire che tu è alta, ambare merida, ambare merida, ambare merida, due bagasamante un serpente, un sorriso costoso, mi dà, ambare merida, ambare
Batte per me si creano l'opera, che tu e non te alta la terura, penso soffio e bella